Eccoci qui al punto, qui a Telefriuli. Questa volta esaminiamo un po' la situazione di Udine con il dottor Enrico Bertossi, capogruppo di Prima Udine. Benvenuto, Bertossi. Buongiorno, grazie. Bene, allora è inutile, partiamo subito da Via Aquileia, perché Via Aquileia mi pare che Grillo aveva detto, per cui no, mi pare che lei ha dato anche la sua versione dei fatti, come si dice. Io pensavo fosse uno scherzo, perché immaginare di ripetere in via Aquileia gli stessi errori amplificati di via Cosatini e via Zanon, pensavo fosse una cosa irrealistica. Invece sono riusciti a fare peggio, dipingendo delle strisce con dei parcheggi in mezzo alla strada, a fianco della pista ciclabile, quindi con problemi di sicurezza per i ciclisti enormi, e restringendo la corsia per l'autobus, per i mezzi di carico e scarico, i mezzi di soccorso, cioè praticamente un camion, un'autopompa dei vigili del fuoco non ci passa quasi più, o se uno deve scaricare delle merci non riesce a fermarsi da nessuna parte. Un pasticcio colossale che ha portato l'amministrazione comunale a fare una rapida marcia indietro, cancellando le strisce con un sistema che ha rovinato ancora di più la strada. Cioè, se uno va adesso in via Aquileia, trova dove c'erano le strisce blu tutto il porfido mangiato da questi pallini di acciaio che sono stati usati per cancellare le strisce. Un vero disastro. Io spero che la Corte dei Conti intervenga e faccia pagare ai responsabili questo scempio di via Aquileia. Peraltro io ho fatto un sopralluogo sabato e ancora non erano finite le strisce da cancellare, perché ce n'erano ancora una corsia intera vicino a Porta Aquileia, e poi hanno fatto un parcheggio davanti a un passo carraio, insomma un pasticcio che denota l'improvvisazione e l'incompetenza di questa giunta, che è lontano chilometri da quello che è il sentiment della città e degli udinesi. Ecco, poi c'è anche Via Mercato Vecchio, perché anche lì i lavori sono fermi, non si capisce il motivo. E mi pare che insomma due vie storiche di questa portata sono un po' in impasse, no? Ma Via Mercato Vecchio cosa succede? La via Mercato Vecchio non si capisce perché sono fermi. Io pensavo che con tutte le polemiche che ci sono state l'impresa fosse messa nelle condizioni di lavorare giorno e notte per ridare la via agli udinesi, non solo ai commercianti, ma a tutti gli udinesi prima di Natale. Invece qui siamo fermi su tutta la linea, ci sono ritardi inspiegabili e un cantiere abbandonato che veramente fa dolore al cuore. Ma il vero problema di via Aquileia e via Mercato Vecchio sarà la linea dell'autobus. Io non sono assolutamente d'accordo che l'autobus venga tolto da via Mercato Vecchio e da via Aquileia, cioè sono due arterie che devono essere servite dal trasporto pubblico. È impensabile che ci sia un'assenza dei mezzi pubblici di trasporto da via Aquileia e via Mercato Vecchio. Come ci arriverà la gente che non ha voglia di usare la macchina, che non può usare la macchina, le persone anziane in via Mercato Vecchio? Non ci andranno più. È veramente una scelta sbagliatissima. Sono d'accordo sulla pedonalizzazione, però un mezzo elettrico non serve fare il tram, basta fare un autobus più piccolo a batteria, e ce ne sono ormai di tecnologie in abbondanza per riuscire a fare questo, in maniera tale che ci sia la possibilità per chi vuole non usare la macchina andare in via Mercato Vecchio e in via Aquileia senza problemi. Altrimenti uno, se deve scendere in via Lungheria o in piazza Primo Maggio, non ci andrà mai più in via Aquileia o in via Mercato Vecchio. Ecco, però l'amministrazione comunale mi pare che rilancia molto anche sugli eventi, perché tra Friuli Doc, Emprosi e qualcos'altro mi pare che punta molto sugli eventi, no? Ma anche qui mi pare che la posizione, perché la posizione mi pare è la sua più che tutte le posizioni, mi pare che stanno anche lì dicendo che non va bene, no? Ma allora, noi abbiamo in regione alcuni eventi che sono di grande qualità e portano un turismo economicamente importante. Pensiamo alla Barcolana, pensiamo a Pordenone Legge, dove tra cultura e sport sono due colossi ormai, sì, sono due colossi Due colossi. che attirano un pubblico di grande qualità. La tendenza invece di fare di Friuli Doc una grande sagra paesana che attira
diciamo, molto gli udinesi e i friulani, ma non porta un turismo di qualità, non porta un turismo economicamente importante e soprattutto non qualifica la manifestazione per i motivi per cui è nata, che era quella di promuovere la cultura friulana, la cultura enogastronomica friulana, i prodotti del Friuli. È inutile che continuiamo a mangiarceli tra di noi lamentandoci poi che i prezzi sono cari, il vino non è buono e che stanno svuotando i magazzini. Il problema è di migliorare a livello di qualità, non a livello di numeri. Non servono i numeri roboanti, annunciati, che poi lasciano il tempo che trovano perché sono totalmente falsi, 1 milione di presenze. Il problema è di capire che cosa lascia alla città di Udine e al territorio una manifestazione. Ecco, in questo senso Friuli Doc sta mancando un po' gli obiettivi, non è solo per criticare, è che si fanno le cose per diciamo, investire in quello che è il futuro della città, dell'economia cittadina, del Friuli, no? Altrimenti si fanno solo per poter dire abbiamo fatto una bella festa. E poi c'è la speranza che Improsit magari ingrani qui a Udine, no? Beh, Dov'era mi pare che ha fatto allora, io ho numeri. visto nascere a Improsit 20 anni fa, ero presidente della Camera di Commercio, una manifestazione che ho sempre sostenuto e seguito molto da vicino. È sicuramente un gioiellino, trapiantato da Tarvisio a Udine può avere un senso, ma ce l'ha anche qui se si utilizza Improsit con la presenza di grandi chef da tutto il mondo per abbinare i nostri vini, per far conoscere anche ai nostri cuochi tecniche di cucina più moderne, più interessanti, la sperimentazione, la contaminazione. Allora è un'occasione sicuramente per la città, ma che va gestita non solo per fare delle cene, ma per trasmettere un patrimonio di conoscenze e di cultura ai nostri ristoratori e far capire a quelli grandi chef che vengono da fuori, far capire che abbiamo una terra dove abbiamo vini meravigliosi, prodotti meravigliosi e quindi cercare di portare all'estero fuori il nostro messaggio. Io ricordo sempre quando ero presidente della Camera di Commercio, che una delle manifestazioni più riuscite fu Friuli a New York, dove una ventina di ristoranti di New York hanno avuto per tutto un mese in carta i vini friulani e cucinavano un prodotto friulano. Allora sì che si contamina e si vendono i prodotti, perché si abituano i consumatori all'estero a bere il vino friulano, a mangiare prodotti friulani. Ecco, quindi questo deve essere il vero spirito di una manifestazione come Improsit. Senta, invece sul ruolo di Udine capitale in regione, per esempio anche sul dibattito degli enti locali, ne avete dibattuto in qualche commissione, con consiglio? Cioè non sento la voce di Udine. Ma Udine non ha più voce da parecchio tempo, cioè il problema vero, è inutile nascondercelo, che noi nel panorama nazionale e regionale contiamo pochissimo. Il ministro della regione di Trieste, il presidente della regione di Trieste, i parlamentari importanti li abbiamo solo tra Pordenone e Trieste, non abbiamo un peso politico nelle scelte regionali, addirittura ho letto che alla Barcolana, nello stand del turismo del Friuli Venezia Giulia, c'erano i dépliant di tutte le città, di tutte le località, tranne che di Udine, cioè una cosa francamente imbarazzante. Io penso che l'assessore dovrà spiegare questa cosa, ma non solo, anche il sindaco di Udine dovrà spiegare perché Udine non si promuove in un evento come la Barcolana. Ecco, non contiamo niente, cioè il problema sarà di classe dirigente, di generazioni che passano, di un peso economico forse del nostro territorio che sta calando in questi anni, però è un dato di fatto che Udine, che guidava la regione, che aveva ministri, che aveva un peso politico formidabile a livello nazionale, a livello regionale, adesso non conta assolutamente niente. No? Però sta rilanciando dal punto di vista culturale con queste mostre di Godin oppure altre mostre, mi pare che anche l'assessore Cigalotti ha portato questa novità, oppure il sindaco, insomma. Anche lì si vede un po' di confusione. No? Io penso
che la scelta di Goldin sia una scelta sbagliata. Goldin è, diciamo, un operatore economico che organizza mostre a pagamento, si fa pagare anche parecchio e sul territorio non lascia diciamo, una struttura che è in grado di fare autonomamente delle mostre. Invece l'esperienza di Illeggio, di Don Geretti e del suo staff, è un'esperienza che potrebbe essere trapiantata a Udine. So che sono stati la scorsa settimana, io condivido, se la giunta di Udine invece che orientarsi su Goldin si orienta sul metodo Illeggio, allora condivido pienamente, perché Illeggio ha una struttura, uno staff di persone che conosco anche bene, che prepara la mostra, che la gestisce in maniera autonoma. Poi i successi sono innegabili, sì, no? E quindi se riescono a portare 30-40 mila persone a Illeggio, io credo che non sia difficile fare qualche cosa di qualità per portare 100-150 mila visitatori a Udine, ma bisogna farlo lasciando sul territorio una struttura che è in grado autonomamente di fare ogni anno una mostra, non che la dobbiamo andare a comprare. No? È come avere, per usare un termine sportivo, avere la squadra di calcio col suo vivaio, i suoi allenatori, la sua struttura, il suo stadio, oppure chiamare qua una volta all'anno a fare una partita, una squadra internazionale e gli paghi 1 milione di euro perché venga, ma finita la partita questi se ne vanno, se ne è andato anche il 1 milione di euro e non è rimasto niente. Cioè noi dobbiamo creare delle strutture permanenti che riescano a fare in città ogni anno una mostra di un certo livello. Senta, sul fatto del confronto tra Udine e i comuni dell'Interland, cosa ne pensa? Perché mi pare che era partito, per esempio, un progetto con Paesani di Prato su Udine 90 e quant'altro e si è fermato. Poi ho visto anche con altri comuni contermini, anche con Campoformino, volevo capire se voi in commissione ne parlate. Potrei usare a fare una battutaccia, che sono ottimi nel senso che abbiamo il sindaco che è di Campoformido, metà giunta comunale che abita tra Tavagnaco e Moruzzo, cioè praticamente nella giunta comunale di Udinesi la globalizzazione regionale. Ce n'è pochissimi, però devo dire che non vedo Udine protagonista di un dialogo con i comuni limitrofi, anche perché bisogna lavorare, cioè per creare rapporti, occasioni, strategie comuni bisogna stare in municipio 12 ore al giorno, prendere il telefono, cominciare a parlare, lavorare. Io non vedo un gran lavoro da parte del sindaco e degli assessori, ce n'è 2, 3 forse che stanno lavorando, anche i più silenziosi, molto seriamente, però il resto fanno fotografie, grandi annunci, pasticci come quelli di via Aquileia e di via Mercato Vecchio, però la sostanza dopo 1 anno e mezzo di amministrazione non si è vista e siamo ormai a 1/3 del mandato amministrativo. Allora uno dice critica, non critica. No, noi in Consiglio Comunale votiamo anche a favore molto spesso di delibere che sono fatte in maniera condivisibile. Io penso, ad esempio, abbiamo sostenuto con grande determinazione il ritorno dei vigili urbani al comune di Udine, il loro potenziamento e il loro anche potenziamento dal punto di vista dell'attrezzatura, però la strategia manca completamente. Senta, ma abbiamo sforato, ma per far fronte a questo declino, una parola d'ordine, quale può essere, Bertossi? Lavoro e umiltà. Io credo che qui a Udine ci si debba mettere in testa che siamo in difficoltà, rimboccarsi le maniche e lavorare con tanta umiltà, meno annunci e più lavoro e soprattutto più ascolto, cioè siamo tutti sulla stessa barca, non è che chi ha vinto le elezioni per 200 voti è depositario del verbo e chi le ha perse non deve essere mai ascoltato. Lavoriamo insieme per la città di Udine e diamoci da fare che gli altri corrono più veloci di noi. Bene, allora con questi propositi di Bertossi, magari io invito a ritornare più avanti, magari quando avrete qualche proposto anche di prima Udine, vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Il Punto, vi ringrazio come sempre per i vostri messaggi che mi arrivano e anche i vostri saluti, ringrazio Tiziano in regia e naturalmente buona visione a tutte le figure. Grazie ancora Bertossi. Grazie a voi.